Bene raga, ciao a tutti, come Reziano. Io le ultime gare, qua devo fare il miracolo. Ho abbassato leggermente la percentuale perché devo fare 1000 stagioni e se no diventa un po' eterna. Comunque, Alan Prost nel piccolo lane, pole position, Nigel Mansell. Noi terzi, sto facendo il possibile, ma le dura. In gara non è prevista pioggia, il mondiale duro. Dopo i problemi di elettronica, la situazione è un po' critica. Vai raga, tensione alle stelle. Partenza discreta. Non ho beccato a lei questa prima curva, c'è qualcosa. Attenzione a lei, buttalo fuori Mansell, buttalo fuori. Attenzione, si butta anche Ayrton. E subito ovviamente Prost è davanti perché è un fenomeno. Un professore. Adesso c'è anche Ayrton che ci sta provando per fare la sbavatura. Attenzione, dai, buttalo fuori Mansell. Attenzione, guarda come se le danno. Guarda come se le danno. Bravo Nigel. Bravo che mi blocchi anche. Non posso rischiare qua. Andiamo fuori entrambi, non conviene a me. Questa non è una gara dove ho un ritmo devastante, però non mi deve scappare via. Però soprattutto Prost, Mansell può anche vincere, ma vorrei cercare di rosicchiare qualche punto ad Alain, che comunque ha fatto l'ennesima pole. Io sto mancando tanto nelle pole purtroppo. Non ho ancora perso tanto contatto. Dai Prost, una sbavatura. Una cazzo di sbavatura Prost, dai. Mansell sembra più in palle, questo è positivo. Se non vince Alain è già positivissima la cosa. E questa è la curva, una curva che perdo tantissimo, riesco a prenderla in pieno purtroppo. Non capisco il perché. Butzen è a un secondo dietro di me. Se voglio vincere il mondiale devo guadagnare qualche punto qua. Non che se ne santi e ne madonne, come si suol dire. Sapevo di non avere un passo bellissimo, non è, queste gare qua non le amo molto, però bloccaggio che non fa bene. Mamma mia che dura sto mondiale. Mondiale duro, difficile, arrogante per certi versi. Due curve, perdo di più, sono queste due che loro riescono a farle in pieno, io no. Mamma mia. Ho visto il mondiale andare a fanculo proprio. Qua sto cominciando a perdere da Alain purtroppo. Devo mettere pressione a Prost, che a lui basta costruire, cioè secondi e terzi così è già felice Alain, ovviamente. Va più che bene, a me no. Perdo
altri 2 punti. Mamma mia. La Massa sta volando comunque. Grande Nigel. Nigel Show, signori, Nigel Show. Sta culla qua perdono non so quanto. Queste 2 curve qua sono la mia condanna. Purtroppo. Questa la prendo malissimo, sono qua dove micciavo le possibilità. Ho bisogno di un errorino di Prost. Vediamo se uno come Prost mi sbagli in sta gara. Che dura. Qua guadagno, ma non basta, non basta. Anche Prost non può tenere il ritmo perfetto continuamente. Mamma mia che lotta per sto fottutissimo mondiale, fiori. Mamma mia. Questa è una cosa che soffro molto. Sbavatura Prospero, mamma mia, un professore. Mamma, un professore, che forte il... Voglio crearmi almeno una possibilità. Una possibilità voglio crearmela. Attenzione, qua Prost rallenta leggermente, che ho troppo paura di colpirlo, perché se faccio roba del genere sono squalificato a vita dal circus. Già qua è difficile superare adesso che ci stiamo giocando il mondiale. Mamma mia che lotta. Ah, non devo frenare. Ho preso poco. Ne ho presa molta, Beppe, sono sincero. È bello GP4, però ecco, in queste lotte senza un senso logic. Stanno delle curve che odio di più. Mi si vede anche, perdo tanto qua. Guarda come guida sto uomo. Non fa una sbava e mettiamoci anche dura. Fenomeno lei, niente da dire.
Attenzione, qua forse leggera sbavatura. Qua forse leggera sbavatura del francese. No, anch'io. Non ne ho approfittato, sono una pippa però. Leggera sbavatura, ma non ne approfitto. Sto cercando di spingere un po' di più, ma la possibilità di finire fuori è troppo pericolosa. Mamma mia, che lotta, Fio. Questa curva non capisco perché non riesco a prenderla bene. Queste le cure che mi fanno perdere la possibilità, so qua ho perso. Non devo fare quell'errore, madonna di Dios. Siamo importanti sul secondo posto. Ma vedo che Alain è tranquillo, non ha paura il piccolo Alain. Incredibilità, questi due autentici fuoriclasse, fenomeni, due campionissimi. Qua brutto io. Purtroppo avevo sbagliato. Un erroretto nello stesso giro, attenzione. Sono dietro adesso. Capelli fuori, motore. Ciolaps. Vediamo se però sta un minimo di cedimento in questi ultimi due giri. Non sembrerebbe però. Un po' anch'io, purtroppo si vede. Ho perso tanto qua. Basterebbe una sbavatura importante di Prost. Ma comunque, ecco, Garona anche di Mansell comunque. Mansell ha fatto il vuoto. Ritmo quasi uguale del professore di Magic. Ultimo giro, vediamo se riesco a dare fastidio e magari lo faccio sbagliare. Attenzione, non ci credo. Esitazione di Prost. Niente, non posso prendere, è qua che mi inculo tutto. Non posso prenderla in pieno. E lui sì. Ma perché? Ma vaffanculo, va. Peccato. Non vale neanche più la pena tanto rischiare. Infatti, niente, Prost mantiene il secondo posto, noi terzi. Perdo altri 2 punti. C'ho cazzi. Però bellissima gara. Andiamo a Suzuka e la devo vincere. Vince Nigel
su Williams. E l'ultimo giro un po' mollato leggermente. Secondo posto di Prost, terzo di Ayrton. Mondiale sempre più duro però. Bravo, sei arrivato sul podio. Grazie caro, grazie. Incredibile, per niente Prost bicciava anche sta pole, non so cosa fare ed è un po' brutto vedere Prost e Senna Suzuka uno vicino all'altro. Niente, non riesco a fare una cazzo di pole, cioè è spaventoso. Barry ormai fuori dai giochi, me le ha strappate quasi tutte. Io che sono cioè, Senna che in realtà è il re delle pole. Vabbè, raga, qua bisogna vincere, siamo a -7, cioè, non ci sono altre storie. Tensione alle stelle. Dovrebbe essere l'ultima tappa, però sul gioco ne vedo una in più, dopo cerco di capire se la prossima è l'ultima o la penultima. Attenzione, bella partenza, prossima partenza orrenda, siamo primi. Siamo in first class, il problema è che Prost è comunque secondo. Cioè, anche se vinco lui rimane primo. Che bello. Tanto vinciamo dopo ho il passo per vincere. Ecco, ho perso l'ennesima pole, incredibile. Cioè Prost mi sta strappando le pole. Bella partenza però di Ayrton. Ho dovuto abbassare le percentuali, ragazzi, per due motivi. Primo perché devo fare tantissime stagioni e so che con le stagioni moderne ne ho sempre 10 di giri, e poi perché sennò veramente mi distruggo anche tutto, cioè è faticosissimo guidare questo modo a livello di tensione, mi stresso di più di quando lavoro. Purtroppo Prost ha vita facile dietro, secondo me. Attenzione che Prost è vicinissimo, non ci credo, Prost ha preso un secondo in una curva. Patrese incidente. E anche Palmer. Molto vicino, sembra la gara al contrario. Sembra la gara al contrario rispetto a Jerez o Jerez, lasciavo le scelte della frontiera. Mamma mia. Questo è il punto dove guadagno qualcosina. Però sta chicane ho troppa paura, la faccio sempre. E qua che ho perso la pole sicuro. Stessa di Ayrton. Direi con i -7 lo porto a -4, ma
flag ma non è lane. Yellow flag ma non è lane. Nel di trasmissione. Cerchiamo di vincere questa, poi si ragiona. 8 decimi di vantaggio su Len. Cerchiamo di non sbagliare. Arena 06 però. Test di Nigel, grande Nigel Mansell. Oh, ma Prost un errore zero. Solo a Monza ha fatto un errore di suo, diciamo. Perché non ne ho approfittato mai in quelle gare. Aiuto, 0-9. Che stagione però, Fiori, mamma mia. Punto a punto. L'errore di Alain che non arriva, o ritiro magari. Giusto che prendere una chicane così è da codice penale. Ho perso tutto praticamente, un secondo, ho perso e mezzo di stare a chicane. Prost è molto vicino. Inizia l'ultimo giro. Guarda, la capelli fuori, olio. Mamma mia. Lei è dura, Beppel è molto dura. C'è ancora speranza per sto mondiale se la vinciamo. Peccato Prost secondo. Andiamo a vincere, che torniamo alla vittoria. Ultima chicane da prendere con prudenza ma non troppo. Leggera sbavatura che non mi piace, ma dovremo vincere lo stesso. Yes, grande vittoria. Grande vittoria. Hai guidato alla perfezione, bravissimo! Sì, dai che siamo ancora vivi.
Eccoci qua, raga. Alain non è in pole. Io sono quarto. Sono 4 punti da recuperare. O arrivo primo e Alain terzo. A pari punti vinco io per più vittorie. O faccio 4 punti in più. A pari punti sempre vinco io se non vince Prost. Chiaramente ho più vittorie io di lui, quindi questo è un vantaggio. Però devo fare almeno 4 punti più del piccolo Alain. Speriamo bene. Certo che la pole non è l'anno delle pole. Prost 76, Ayrton 72. La vittoria da sola non basta. Ultima tappa, Adelaide, Australia. Impresa quasi impossibile. No. Qua non ho fatto niente però, Attenzione Prost, io non ho tenuto la mia linea sempre. No, che non vengano fuori storie, cazzo. Secondo me Prost ha sbagliato. Secondo me Alain ha sbagliato. Cazzi di Alain, però, cioè veramente, non ho fatto niente. Non lo so se è successo qualcosa, non lo so. È stata una yellow flag velocissima. O Piquet secondo comunque. Io ho tenuto la mia linea. Cazzi di Alain. Non so dov'è Alain. Magari Alain è semplicemente quarto, però qualcosa ho sentito. Devo vincere per offesa. No. Mamma mia. Bruttissimo giro, sono tesissimo ragazzi. Sono tesissimo. High tension. Purtroppo non sono primo però. Ma se ne sta andando. Non si capisce dove è Alain però. Insomma su sta modo manca la classifica quella a 6. Questa è la curva dove ho perso di più in qualifica, però non sto guidando bene, si vede che sono teso. Anche perché non vedo Prost tra i primi 3 e io non sono primo però. E anzi Mansell se ne sta andando. No pass, no pass. Se riesco a fare 6 punti deve farne 2 Ale, per arrivare quinto, sono il campione. E non so dove è Alain, è dura senza sapere dove è il piccolo Alain, il mio punto di riferimento. Che sofferenza ragazzi. Tanto Mansell è veramente forte, mamma mia. Io ho paura anche di sbagliare, sono sincero, non perché non so se mi può bastare il secondo posto anche. Sicuramente no il terzo. Cioè il terzo può bastare se Prost non va a punti. Non si sa dove è Alain, signore. Non si sa dove è Alain. Nessuno capisce dove è Alain.
mondiale in ogni caso si decide all'ultima curva. No, 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 no. Mamma mia, sto guidando malissimo, con una tensione indicibile, inaccettabile. Sto usando anche terminologie che forse non esistono, ma va bene. In testa alla corsa, Michael Schumacher. Sto veramente non troppo troppa paura, figlio. Yellow flag di Michele. Larini, attenzione però, ho Piquet attaccato al culo adesso. Larini è fuori. Il signor Larini è fuori. Fastest di Nigel. Ma sì, Prost non ha sbagliato, se no, se Prost, come si dice, è in fondo allo schieramento, ci sarebbe il giro record, perché a strada libera non so cosa dire, non so parlare, non so formulare una frase di senso compiuto, purtroppo. Sono troppo teso. Se ne sta andando tranquillo Nigel, mentre Ayrton si sta giocando il mondiale. Solo la vittoria con il non secondo posto di Prost mi dà la vittoria sicura, quando addirittura siamo secondi. Ancora Piquet che mi rompe i maroni. Guarda, incredibile Piquet. Qua forse do una mano da lei. Alboreto, sì vabbè, ma non è possibile che mi tamponano però. Ci ha provato Piquet, vogliono aiutare Prost. Tensione, sto guidando penso la peggior gara in carriera. Mi assicuro che Adelaide è impestata. Sta arrivando Michelone Alboreto. Yellow flag di Michelone. Sta maledetta curva, Patrese, incidente. Io avevo Piquet dietro, per capire se sta aiutando Prost questa cosa. E Alboreto, anche Alboreto che mi rompe i maroni. Guarda che roba. Mamma mia. Impossibile Adelaide quando hai un macigno così, Gara impossible. Two laps. Un distacco abnorme. Bisogna capire dove è Prost. Secondo me non è in fondo. No.
Mamma no, fioi. Spero di aver rotto la sospensione. Non che credo. No, non ha senso sto mondiale. Non ha senso, ragazzi. Non ha senso. Comunque vada, sarà una agonia. Per me che ho ancora 2 curve come quelle finali. La curva, quella bastarda. Errori su errori, tensione su tensione. Io non ho più neanche velocità in rettilineo, quello è il problema. Ma guarda che roba. Bloccaggio maledetto. Non ci credo. No! Perdo di... Non ci credo. Guarda che roba! Sì, basta però. Sono terzo, incredibile. Solo se Prost non va a punti vinco. No, non ci sono proprio più. Troppo lento, troppo lento. Che schifo. Sto rischiando di perdere un mondiale per la mia paura. Butzen. Fuori Terry, ultimo giro. Ayrton è campione solo se Prost non va. Basta un punto. Purtroppo ci sono tanti ritiri. Sto buttando via forse qualcosa di inenarrabile. Incredibile, beh. Che il rettilineo non pompa più. Fastest. Vince Nigel. Capelli, fiori, non capelli. Davanti, succede di tutto dietro. Siamo terzi, adesso bisogna capire dove è Prost. Bisogna capire dove è Prost. Bravo, sei arrivato sul podio. Bisogna capire dove è Alain. Forse... no, ci credo. Forse Alain... non lo vedo qua dietro. Calma. Non c'è Alain. Io non so cosa sia successo, ragazzi. Io non so cosa sia successo. Non c'è Alain. Non c'è Alain. Siamo campioni a pari punti, ma ho più vittorie. Io non ho capito quella prima chicane, sinceramente. Io mi sento di non aver fatto nulla. Cioè, poi riguardiamo anche il replay. Lo commentiamo insieme se volete. Dov'è Prost? 11°. 11°, io non so veramente, da secondo. Ragazzi, siamo campioni del mondo, ancora a pari merito. I mondiali del Cuba sono così. Al terzo mi sembra a pari merito. Ma vince Ayrton per più vittorie conquistate. Ci vediamo dopo, voglio vedere il replay dell'incidente. Ragazzi, andiamo a vedere la partenza e cerchiamo di capire se ho fatto qualcosa che non va. Io non mi sento di aver fatto niente, sinceramente. Allora, partiamo. Qua prendiamo all'interno Alain. E qua va bene. Frame per frame. Siamo davanti. Giriamo. Qua siamo a posto. Qua siamo alla traiettoria. Eccolo qua, attenzione. Qua veniamo colpiti noi. Da dietro, secondo me. Eccolo, è qua il problema, secondo me. Qua nessuno si tocca, qua, ping, qua c'è il colpo, ed è Prost che mi colpisce, perché io sono davanti.
e basta. E così finisce. Cioè, poi hanno poco da fare. Infatti, anche la FIA, anche Balester, poi Balestre. Mi dà ragione anche Balestra, se non può Balestro per il cazzo, però, Rivediamo il filmato. Balestra, stai zitto. Aspetta un attimo. Allora, aspetta. Io qua vado tranquillo, faccio il mio sorpasso, vado a sinistra, qua io sono già davanti, io sto girando verso sinistra, quindi non verso Alain, dritto, nessun problema, qua faccio la mia curva e qua vengo colpito, quindi è Prost che sbaglia, ragazzi. Ah, guarda, sono tranquillissimo. Balestra, salutami. Ciao Balestra. Ciao Balestra. Siamo campioni del mondo in maniera incredibile. Si gode, si gode, si gode. Raga, dopo la moviola viene confermata la classifica, vinciamo con Ayrton Senna 76, Alain Prost 76, ma vinciamo per il maggior numero di vittorie, con 6 contro 4. Costruttori stravince la McLaren Honda. Prost appunto secondo, Berger terzo distaccato nell'ultima gara, ha fatto malissimo Berger, poi Mansell in grande ripresa, il Boretto Piquet bravo, aveva i capelli, e poi via via tutti gli altri. Costruttori, distruggiamo la Ferrari, poi la Williams che è l'ultimo, supera la Lotus. Senna il re delle vittorie con 6, 4 Prost e buono Berger a 2, anche Mansell 2. Dominiamo però 10-3 contro la Ferrari per vittoria totale. Pole position invece domina il piccolo Alain che ne fa 8, 3 sole per Ayrton, però 11 contro 2. Siamo campioni del mondo. Ecco qua l'albo d'oro 88, Ayrton Senna, McLaren Honda, e andiamo avanti con l'89, prima di andare col 2009. Qua chiaramente ho aggiornato, 4 titoli la McLaren ovviamente, e dopo sempre così a scalare devo cambiare i numeri. Comunque l'88 vince la McLaren, poi ce l'ho fatta, non so come. Anche Balestra si è inchinato al cume, anzi ad Ayrton Senna. Raga, un saluto del comandone veneziano, ci vediamo con la season 1989. Ciao, che mondiale!